allora eccoci qua, nuovamente una buona serata e benvenuti nello studio di TV7 Match per questa puntata che dedichiamo alla figura di Napoleone Bonaparte. Allora, prima vi ho presentato gli ospiti, non ho presentato il nostro ospite silenzioso che ormai è con noi da parecchie puntate, cioè io parlo di Patrick Zaki, lo studente egiziano di 29 anni, attivista per i diritti umani, che stava seguendo un master europeo all'Università di Bologna. Oggi Zaki si trova in carcere in Egitto, è stato arrestato l'8 febbraio del 2020 mentre rientrava nel suo paese per andare dalla famiglia. È indagato per 10 post che sono stati ritenuti sovversivi, pubblicati su Facebook, su un account che secondo la difesa non è il suo. L'accusa per lui è di sovversione e propaganda al terrorismo, rischia fino a 25 anni di carcere. La detenzione preventiva invece in Egitto può arrivare fino a 2 anni e Patrick Zaki è ancora in carcere, sta aspettando dunque un processo che ancora non c'è, e per Patrick Zaki si chiede giustizia e libertà, e questo è il nostro messaggio. Invece Napoleone Bonaparte, figura controversa e molto discussa ancora oggi. Intanto è una figura storica che ha fatto un'epoca. Diciamo che Napoleone è quello della guerra dei 20 anni. Se consideriamo l'insieme delle guerre, che sono sostanzialmente una consecuzione uno dietro l'altra, ha fatto 20 anni di guerre. E di 20 anni di guerre poi vedremo anche quanti morti ha fatto. Parliamo di oltre 10 milioni di morti, quando l'Europa a quell'epoca faceva 105-106 milioni di abitanti. Ecco, questa è la situazione di Napoleone. Crea un impero, è un repubblicano, poi vedremo il voltafaccia che fa, e poi scriverà anche le sue memorie. E queste memorie andranno parzialmente a coprire quello che aveva fatto prima e i motivi per cui le aveva fatti. Ma anche di questo parleremo, e parleremo per esempio della riforma scolastica, l'invenzione dei cimiteri, no? Dove potevano essere raccolte in maniera ordinata e anche igienicamente diciamo protetta, le persone potevano, e abbiamo grandi poeti che appunto di questi sepolcri ne fanno delle poesie. È un'epoca rivoluzionaria perché Napoleone è figlio della rivoluzione e questa rivoluzione credo che non sia stata condotta nella maniera giusta, e quindi dà la possibilità a questo giovane molto, molto arrogante, ma anche molto si inventava la vita, a fare il percorso che vedremo a fare. Per cui un incipit lo chiederei ai nostri ospiti, molto breve, per dare una loro opinione breve. Qual è il punto focale di cosa ricordate voi di Napoleone nel suo percorso ventennale di questa grande avventura? Prego, professore. Beh, Napoleone Bonaparte va considerato veramente l'uomo dei 2 secoli, dell'Ottocento, parte ultima della sua vita, e del Settecento. Si forma come militare, è un militare fino al midollo, perché questo è la forma mentis che lui assume nella sua formazione, e poi la porterà anche quando assume il volto del politico. Ma è anche l'uomo colto. È un lettore accanito, pensate che aveva una biblioteca di 60.000 volumi e ogni volta che si spostava portava con sé addirittura una biblioteca ambulante. Fino a Sant'Elena. Fino a Sant'Elena, sì. Ecco. Ultimo dettaglio che è giusto sottolineare: i bicentenari, diciamo, o gli anniversari costringono sempre a fare i conti con un mito che si presta a tante letture, a tante interpretazioni. Ed è l'uomo più biografato dopo Gesù Cristo. A lui sono stati dedicati più di 85.000 volumi. Se consideriamo che in 200 anni dalla morte sono passati 73.000 giorni,
stanno uscendo più di un libro al giorno sulla figura di Napoleone. Certo, certo. Beh, d'altro canto anche su Dante si è scritto tutto il contrario di tutto. Avvocato Suppiei, io da un flash di io da Napoleone. veneziano sono assolutamente d'accordo che segna un'epoca e è a cavallo fra due secoli, ma in realtà è a cavallo fra due mondi. Quello antico, quello organizzato, quello d'Europa organizzato in un certo modo, e quello che è venuto dopo Napoleone a causa sua. Da veneziano quello che mi colpisce è l'intervento di quest'uomo che ha posto fine alla millenaria Repubblica di Venezia. 1600 anni li celebriamo quest'anno come i 200 della morte di Napoleone, e per Venezia è stato un episodio drammatico che ha segnato la sua storia e la sua civiltà per quel che è stato prima, durante la Repubblica, e quel che è successo, e le sofferenze che ancora oggi scontiamo in città a Venezia forse sono riconducibili a questo intervento di Napoleone. Ma è casuale o ci viene apposta Napoleone? No, Napoleone viene apposta a Venezia perché Venezia era ricca, perché Venezia era fonte non solo di interesse per l'arte. I veneziani sanno che 2 anni prima di arrivare, quindi il famidico 1797, il 12 maggio, anzi l'11 sera quando è arrivato Napoleone, in città si è creato questo. I veneziani sanno che da 2 anni aveva emissari in città che frequentavano le feste per individuare cosa venire a trovare nei palazzi, nelle chiese, inventariare e potersi portare via. Quindi non è arrivato per caso a Venezia. Sostanzialmente è voleva un grande portarsi condottiero che è un pirata. Allora, Marco Chinaglia. Beh, sicuramente uno degli elementi che caratterizzano il passaggio da questo vecchio mondo a questo nuovo mondo è il ruolo centrale della borghesia. Indubbiamente, se la rivoluzione americana era stata forse un fenomeno, potremmo dire, esotico, la rivoluzione francese dà quei quadri dirigenti, dà quella forma mentis che condiziona pesantemente l'Ottocento nel bene e nel male. Dopodiché magari avremo modo di approfondire nel corso della puntata. C'è anche questa contraddizione che sta nella figura di Napoleone, nel fatto che risulta, ne parlavamo anche fuori onda prima con gli altri ospiti, scomoda addirittura per i francesi stessi, e ha avuto conseguenze importanti anche sullo spirito di altri paesi, su cui poi appunto magari ci soffermeremo meglio, in particolare sulla Germania, direi, sulla Prussia e sulla Russia stessa, insomma. Bene, Livio Simone, a lei l'ultima interpretazione breve di Napoleone. Allora, Napoleone è sicuramente una figura complessa, contraddittoria, giusto, e creatore, nonché diciamo anche creatore attivo ma anche passivo di miti negativi e di miti positivi, tanto che è difficile oggi distinguere quello che è la vera figura da quello che è il mito. Tuttora Napoleone rimane un punto interrogativo, perché è un uomo del passato che si presenta come uomo del futuro, ma in realtà è molto passato. Vedremo anche, ad esempio, la politica estera di Napoleone in realtà è la continuazione, se vogliamo, della politica della Francia di Luigi XIV. La spinta verso l'Italia, la spinta verso la Germania non fa che proseguire in realtà una politica che sembra rivoluzionaria, ma ha una sua. Quindi in questo è un uomo del passato, è un uomo del futuro nel concetto organizzativo dello Stato. È un grande mito militare, ma se poi andiamo a vedere in realtà era molto poco innovatore. Quindi è un coacervo di contraddizioni che non è facile da districare anche per chi ne è appassionato, per chi l'ha studiato, perché se vogliamo dire veramente il tutto è l'incontrario di tutto. Ma se non fosse nato a quell'epoca avrebbe avuto fortuna? No, come diceva Machiavelli, serve il valore e la fortuna. Se fosse nato 50 anni prima sarebbe rimasto probabilmente un ufficiale di guarnigione che sarebbe potuto arrivare al massimo grado di chef del battaglione. Invece lui ha la fortuna di nascere in un momento dove si poteva, diciamo, la dinamica sociale era molto forte. Sì. Dall'altro lato però lui ha
aveva il valore. C'erano molti generali all'epoca, ma non tutti sono diventati imperatori, quindi evidentemente aveva qualcosa di più rispetto ad altri. Bene, allora fatto questo primo passaggio, partiamo dal primo contributo che abbiamo cercato di ricostruire l'infanzia di Napoleone, perché abbiamo visto anche nei percorsi precedenti, tipo quello di Einstein, come già da giovane uno esprime quelle che saranno le tendenze poi da adulto. Napoleone Bonaparte, quarto di 12 fratelli, nasce nel 1769 in Corsica, ad Ajaccio, da genitori di origini toscane. In casa loro si parlava italiano. A 5 anni viene iscritto in una scuola per l'infanzia, dove studia per 4 anni con l'abate Recco, imparando a leggere, scrivere e contare. L'abate è solito dividere i suoi allievi in romani e cartaginesi, li mette in competizione tra loro e quando Napoleone finisce tra i cartaginesi si ribella, obbligando il fratello Giuseppe, che frequenta la stessa scuola, a cedergli il ruolo di romano. Detestava essere tra i perdenti. Solitario e introverso, non disdegnava però mettersi a capo di una banda di coetanei per simulare una battaglia. A 10 anni viene ammesso alla scuola reale militare di Brienne-le-Château nel nord della Francia. Gli studi sono possibili grazie a una borsa di studio di 2000 franchi. Ma prima deve migliorare il suo francese e per questo frequenta per alcuni mesi il collegio di Autun in Borgogna. Per Napoleone, soprannominato Nabulio, è un momento delicato. Dal carattere arrogante parla con un pessimo accento, perciò si sentiva uno straniero e si trovava malissimo con i compagni di collegio. Il collegio di Autun è gestito da frati francescani, vi rimane 4 mesi, il tempo necessario per acquisire un po' il francese. Il suo preside, l'abate Chardon, lo ricorda come un giovane dal carattere riflessivo e cupo, pochi amici e se ne andava in giro da solo. Era capace e imparava in fretta, se veniva ripreso rispondeva con un tono freddo: lo so, signore. Nell'aprile del 1779 Napoleone entra alla scuola militare reale di Brienne-le-Château. Napoleone non si considerava e non si sentiva francese, viveva con disagio la convivenza con i suoi compagni di corso, per la maggior parte appartenenti a famiglie dell'aristocrazia. Era deriso per il suo nome e per la sua origine, nonché per l'aspetto fisico e per la sua estrazione. L'accusa di non essere francese lo perseguiterà per tutta la vita. È la prima volta lontano dalla famiglia. A pesargli non è solo la carenza di risorse finanziarie, di cui si lamenterà col padre in più occasioni, ma anche la derisione di cui è fatto oggetto, nonché il suo stato di inferiorità sociale. È una condizione che solleciterà ancora di più il desiderio di rivalsa del giovane studente. Dopo 5 anni, nel settembre del 1784, Napoleone passerà presso la scuola militare di Parigi, dove resterà solo un anno. Nel 1785, a 16 anni, viene promosso sottotenente d'artiglieria e prende servizio come luogotenente a Valenza, nel sud-est della Francia. Napoleone detestava i francesi, sostenendo l'indipendenza della Corsica, ceduta dalla Repubblica di Genova alla Francia nel 1768, un anno prima della sua nascita. Come avviene ancora oggi per tanti stranieri, Napoleone fu deriso, guardato con sospetto, odiato e marginato, ma proprio la sua condizione di immigrato e una insaziabile ambizione lo porteranno poi a voler imporre il suo dominio sull'Europa. Ecco, allora, professor Zanella, come possiamo considerare questo giovane, che poi naturalmente abbiamo la fortuna di sapere anche quello che ha fatto a quell'epoca? Chi avrebbe speso un soldo per un giovane così migrante? Sì, è fondamentale ricordare il percorso di formazione che riceve in famiglia, una famiglia di condizioni modeste, il padre un illuminista abbastanza versato ma pieno anche di qualche debito, molti debiti, la madre molto religiosa e conduceva già una formazione che lo avrebbe portato poi allo sviluppo di questi suoi interessi. Il padre ci teneva che lui fosse francese a tutti gli effetti, non a caso lo porta poi appunto a Brienne in questo collegio. È interessante la selezione che lui supera, perché per far parte, soprattutto nella seconda parte della formazione,
Per entrare in questo collegio c'erano solo 14 posti su 136 candidati e lui si piazza tra i primi 14. Fin dall'età adolescenziale dimostra un interesse spiccato verso la storia, la geografia, mentre i suoi amici si divertono a giocare, lui ama starsene in una capanna di legno a leggere. Dimostra già queste attitudini verso appunto la sua più grande passione, che era quello della lettura. Un'altra curiosità che è giusto sottolineare in questa fase, perché sono gli anni che formano anche le idee, è la sua estraneità dalla religione, perché a 11 anni, siccome era dentro un collegio tenuto dai frati francescani, a 11 anni, quando sente che un istruttore parla di Catone e Cesare che sarebbero andati all'inferno per le loro geste, hanno toccato due miti che lui già aveva in cuore, perché aveva già letto le vite di questi grandi condottieri e già a 11 anni prende le distanze dalla religione. Quindi è una formazione che svilupperà all'insegna soprattutto della carriera militare, dove la matematica e la storia e la geografia sono fondamentali, a differenza invece dal latino e delle lingue straniere, per le quali non se la cavava affatto bene. Non a caso gli danno dello stupido i professori, perché non brillava in queste materie, e quando lo congedano gli dicono che il suo futuro al massimo potrà essere quello di un bravo marinaio. Marco Chinaglia, siamo in un periodo dove, dopo la prima gioventù, in Francia succede qualcosa di importante, quindi nasce la Rivoluzione francese. E vuole descrivere un attimo questo periodo di transizione della Francia? Sì, sicuramente parto a posteriori con le parole di Napoleone stesso, quando dopo il colpo di Stato del 1799 dice: adesso dobbiamo consolidare l'esistente, e qua mi sembra di sentire citare altre figure anche di storia più recente, anche del secolo ormai scorso, il consolidare l'esistente anziché proporsi fuori dai confini. Effettivamente non dobbiamo dimenticare che la Rivoluzione francese ha avuto varie fasi. È nata cioè come un atto che guardava appunto da un lato, come citavo già prima, alla esperienza americana e ovviamente dall'altro alle vicende che avevano segnato il Seicento inglese, un Seicento inglese che era passato anche per la prima testa di un re a rotolare, cioè quella di Carlo I Stuart. E al di là della presa della Bastiglia, che tutti sappiamo ed è un gesto più simbolico che altro, il percorso è quello che parte dal giuramento della palacorda, dal riconoscimento dell'autorità del terzo Stato, di questo terzo Stato che si vuole dare una legittimazione politica, e che passa attraverso delle tempeste alle quali probabilmente Napoleone vuole appunto mettere un ordine, vuole sistematizzare le tempeste appunto del terrore giacobino, le tempeste di tutta l'operazione che vede i vari Marat, Danton, Robespierre segnare la fase diciamo più anche tremenda, questo in seguito anche a episodi come quello della fuga del re, che ovviamente avevano segnato anche un distacco dal resto della popolazione rispetto alla corona. Ecco, vorrei aggiungere una cosa rispetto a quello che diceva il collega Zanella, riguardo alle letture giovanili. C'è un grande filosofo che segna un punto di riferimento per Napoleone, ed è Rousseau. E anche in questo sicuramente notiamo la formazione del temperamento di questo giovane, anche mediante quella controversa teoria che è quella della volontà, dello spirito generale, della volontà generale, della democrazia diretta, di cui anche oggi fra l'altro abbiamo degli moderni epigoni anche nel nostro paese, insomma almeno dichiarati. Anche questo sicuramente un elemento centrale nel percorso. Ripeto, la figura di Napoleone nel passaggio dalla vicenda militare a quella poi politica segna probabilmente il tentativo di stabilizzare qualcosa che aveva preso una piega evidentemente molto più articolata e complessa, insomma. Certo. È un giovane che approfitta dell'epoca in cui vive. È il momento in cui anche quelli che non sono nobili hanno la possibilità di partecipare alla vita comune, anche a certi livelli.
Quindi Io avvocato Supieri. Volevo raccontare un aneddoto che è quello che rende questo spirito della famiglia di Napoleone, che ci tiene a farlo diventare francese perché la Corsica francese è diventata, e che lo spinge poi nel collegio e poi nella carriera militare, eccetera. In realtà, piccoletto di statura, poteva ben sembrare più piccolo di quello che in realtà era, e questo aneddoto me l'ha raccontato Alain Juppé, primo ministro della Repubblica francese e sindaco di Bordeaux, quando ne parlammo nell'ambito degli accordi per la ricostruzione del Bucintoro fra Venezia e la Francia, dove stavamo trattando questa cosa. Il trucco qual era? Il trucco è che Napoleone in realtà è nato un paio d'anni prima di quello che ha dichiarato sulle carte, di quello che è rimasto, perché così non era italiano ma era francese e poteva percorrere la carriera militare in Francia e quant'altro. È un dato non storico, ma che i francesi, e anche di alto livello e lignaggio come un primo ministro, ricordano dicendoci: guardate che quello che ha combinato Napoleone, se lo considerate fatto negativo, è carattere italiano, è la sua italianità, non è certo francese e non ne siamo responsabili. Tipicamente toscano. E questo tipicamente. Curzio Malaparte, maledetti toscani, no? Lui era anche toscano, quindi aveva diritto di parlare dei toscani, ma portava i tacchi. Certo. Quindi si aiutava molto, perché in realtà non era dell'altezza che normalmente viene dipinto, ma portava i tacchi e questo gli dava un aspetto un po' più, diciamo, guerriero. Passiamo al secondo contributo, appunto nell'epoca di Napoleone, quando c'è la rivoluzione e il suo percorso all'interno di questa situazione. La Francia verso la fine del 1700 è in piena crisi perché l'economia è nelle mani della nobiltà e del clero. Queste carestie nascevano dallo sperpero di Luigi XVI. A quell'epoca la società era politicamente rappresentata da tre classi: la nobiltà, il clero e il terzo stato. Il primo stato erano i nobili, il secondo il clero, il terzo l'intera popolazione francese. Ogni stato aveva un solo potere di voto, quindi nelle votazioni ne usciva sempre perdente. Mentre nobili e il clero non pagavano tasse, il peso del fisco gravava sulle spalle del terzo stato. I proventi fiscali non venivano investiti nell'economia del paese, ma utilizzati per sostenere il clero, la nobiltà, i conflitti e lo sfarzo della corte di Versailles. Si decideva per la prima volta di pubblicare il bilancio dello Stato per giustificare la grande carestia in corso. Così i francesi si documentano sulle disuguaglianze sociali. Il 5 maggio 1789 Luigi XVI riunisce gli Stati Generali. Le richieste del Terzo Stato per uno sgravio fiscale non sono approvate, malgrado il Terzo Stato rappresenti il 98% della popolazione. Così il 17 giugno 1789 i rappresentanti del Terzo Stato decidono l'abbandono degli Stati Generali e danno vita all'Assemblea Nazionale, giurando di restare uniti per rovesciare la monarchia e creare una vera Costituzione repubblicana. Il re ordina di sciogliere l'Assemblea e a Parigi e in tutta la Francia scoppia la rivolta. Ha inizio la Rivoluzione francese. Si cerca intanto di fronteggiare la crisi economica. La flotta militare viene messa in disarmo, l'esercito viene smobilitato, molti ufficiali vengono rimandati a casa perché non c'è denaro per pagarli. I rivoluzionari sono divisi in due correnti: chi è disposto a trovare l'accordo con il re e i montagnardi, che sono decisi ad abbattere la monarchia. Nel 1792 il re viene destituito e proclamata la Repubblica, e così il 21 gennaio 1793 Luigi XVI viene ghigliottinato. La situazione economica in Francia anche per questo peggiora. Nell'inverno del 1795 Parigi è una città affamata, totalmente priva di risorse. Cresce la disperazione e nell'ottobre del 1796 Napoleone viene chiamato a Parigi a sedare la sollevazione popolare. Alla rivoluzione francese bisognava dare fine e organizzare la nazione.
L'economia, ferma da anni, impediva alla zecca di batter moneta, che non coniava da anni. Mancava l'oro e l'argento. Gli ultimi Luigi d'oro erano stati coniati 7 anni prima, nel 1789. In Francia si era avviata una campagna di recupero di oro e d'argento, con donazioni, confische di beni degli emigrati, dell'argenteria reale e dell'orificeria delle chiese e delle abbazie. Furono fuse anche 30.000 campane. La Francia non poteva chiedere aiuto perché tutti gli stati europei non l'aiutavano. Il timore che il sistema francese contagiasse l'Europa era diffuso presso le grandi monarchie. L'unica fonte di denaro restava la ricca Italia, perciò da sempre oggetto di predazione, dove ben 2 ricche repubbliche, Genova e Venezia, prestavano denaro a re e imperatori. Ambasciatore è lo stesso ministro francese delle finanze Faypoult, affiancato da un esercito di 38.000 soldati non pagati e affamati. Il loro generale si era dimesso e sostituito in emergenza da un giovane ufficiale d'artiglieria, un certo Bonaparte. Il doge di Genova nega il prestito a causa dell'incertezza economica, costringendo il neogenerale Bonaparte ad entrare dalla riviera di Ponente al grido "e il denaro che fa guerra", e così sarete pagati. Chiese, palazzi, municipi e musei furono spogliati di tutti i metalli preziosi e il tutto inviato a Parigi per trasformarlo in moneta sonnante. La zecca di Parigi inizia a produrre moneta alimentando un ciclo di economia di guerra. Più guerre, più prede, più ricchezze. Quindi la guerra infinita, che sarà la caratteristica della guerra napoleonica. Da Genova a Venezia il passo è breve, ma altrettanto proficuo, per cui un neorepubblicano demolisce la più antica repubblica del mondo per divenire qualche anno più tardi fondatore di un impero. Prima di andare a Venezia invade i ducati di Parma, Modena e Milano e occupa la Romagna, imponendo tasse esose e trafugando lui e tutto l'esercito opere d'arte e qualunque bene si possa asportare. Per questo il suo esercito lo amerà sempre. Al suo confronto Attila si può considerare un boy scout. È il 12 maggio 1797, tocca Venezia. Dal tesoro di San Marco, dal Bucintoro, recupera l'oro e tutte le opere d'arte e le altre ricchezze che saranno portate a Parigi con migliaia di carri trainati da cavalli rubati. L'Italia, il paese con la più salda economia europea, sarà saccheggiato al grido di liberté, égalité, fraternité, ubi maior minor cessat. Così Bonaparte ha il denaro per fare le sue guerre, che genereranno altre guerre, avvolto nella patologica ossessione di essere l'imperatore d'Europa, in particolare con la campagna d'Egitto, un progetto privo di fondamento e una spedizione del tutto disorganizzata. Il 9 novembre 1799, sconfitto per terra e per mare, scappa in Francia per fare il colpo di Stato, cancellando la Repubblica e creando l'impero, e con questo inventa la moderna economia di guerra. Napoleone appare come un rivoluzionario, ma in realtà è solamente un corso attivista con un solo obiettivo: creare la sua dinastia imponendo conflitti che in un ventennio condurranno alla morte di oltre 10 milioni tra soldati e civili, alla fame intere nazioni. Il costo di questo suo sogno sarà elevatissimo ed è ancora oggi difficile da descrivere. Allora, quindi Napoleone arriva in Italia. E abbiamo visto da ex italiano, sedicente francese, quello che fa. Ha bisogno, è una guerra di economia. Livio Simone vuole interpretare questo periodo? Certo, allora indubbiamente non dobbiamo dimenticare alcune cose. Uno, l'Italia è un teatro secondario. Per la Francia in realtà in quel momento lo sforzo principale è rivolto verso il fronte reniano, tanto che i Paesi Bassi e l'Olanda sono già stati occupati e, non dimentichiamo, spogliati a loro volta di opere d'arte, buona parte dei fiamminghi olandesi, e di ricchezze su ordine del direttorio. All'epoca c'è già il direttorio perché siamo nella fase dopo il terrore. Quindi ecco, questo è importante perché non è Napoleone, è il sistema politico francese che ordina ai suoi comandanti sul campo di prelevare ricchezze di tipo ovviamente economico, che servivano soprattutto poi per il mantenimento dell'esercito. Peraltro la famosa frase che la guerra si alimenta con la guerra non è di Napoleone ma di Carnot, famoso matematico, che all'epoca era ministro della guerra. Ovviamente quindi Napoleone riesce fondamentalmente a trasformare quello che è un teatro secondario in un teatro principale,
perché alla fine la fine della prima coalizione, che non dimentichiamo nasce da una dichiarazione, diciamo, di guerra del re agli Stati d'Europa dopo la dichiarazione di Prince, dove gli Stati europei fondamentalmente avevano dichiarato l'illegalità del governo francese, e quindi insomma avevano chiarito che avrebbero fatto in maniera tale da fondamentalmente rovesciare quello che era il governo repubblicano. Ottiene le sue vittorie e seguendo, ripeto, l'esempio dei comandanti nei Paesi Bassi, quindi sia in Olanda che in Belgio, ovviamente requisisce sia nel corso della campagna beni e denaro per il mantenimento dell'esercito, sia opere d'arte che vengono prelevate non solo da Venezia, ma ad esempio da Roma, dalla collezione Farnese di Parma, col Trattato di Tolentino, e che prendono la direzione della Francia. Questo è un po' il... Sì, allora spoglia qualsiasi cosa purché ne crei vantaggio, quindi non sono guerre come quelle precedenti tra due stati per giustificare una loro pretesa. È un atto predatorio, perché la Francia in quel momento non poteva far conto sul prestito di altre nazioni, in quanto, essendo una repubblica e avendo decapitato un re, naturalmente era stata emarginata da tutte le altre nazioni che invece erano organizzate in maniera, medievale, cioè c'era il capo tradizionale e c'era un certo tipo di economia presso, avvocato. Io penso due cose. Allora, non c'è soltanto un intento predatorio, c'è anche un meccanismo di guerra messo in piedi dalle truppe napoleoniche e dal sistema di invasione e di condurre la guerra di Napoleone. Perché mentre gli altri eserciti d'Europa, e in particolare per quello che riguarda la campagna d'Italia, l'esercito asburgico, cioè dell'Austria-Ungheria, era un esercito organizzato con le salmerie e da tempo organizzato e anche indipendente nelle sue funzioni, molto più lento nei trasferimenti, coi carriaggi e quant'altro. L'esercito di Napoleone era un esercito di arrembaggio, partivano senza salmerie, senza organizzazione, certo, e li prendevano dove andavano. Ecco perché hanno messo a ferro e a fuoco i territori della Repubblica quando ci sono arrivati, hanno creato quel Saint-Cassin che si è svolto fra il 1796 e il 1797 nei territori di terraferma della Repubblica Veneta. E loro non avevano viveri, non avevano organizzazione di approvvigionamenti, prendevano dove arrivavano, e i morti civili, le condanne, le impiccagioni sono le popolazioni che si difendono e che cercano in qualche modo di salvarsi casa, mogli, donne e viveri della cosa che gli vengono portati, quindi tutte le valli della Bergamasca, la Valsabbia, la Valsompia, i cittadini della Repubblica che si cercano di salvare da una guerra condotta in questo modo, mentre l'esercito austriaco se ne va, scappa, perde le battaglie purtroppo perché è meno efficiente in questa materia. Perché non crede nell'efficacia di Napoleone. Non crede nell'efficacia, pensa di poterlo sempre, di poter recuperare e vincere, e invece perde una dietro l'altra le battaglie, perché in questo modo era anche un genio militare, un genio malefico, però un genio. Sì. Bene, allora da qui facciamo un breve break pubblicitario e poi passeremo a un prossimo contributo. Prego.